La città di Sora ospita in via San Marciano il Centro per interventi assistiti con gli animali Parola di Cane della dottoressa Dora Lombardi, logopedista ed operatore pet therapy, specializzata in ambito foniatrico e neuropsicologico dell'età evolutiva e per adulti. Il centro offre un approccio integrato della riabilitazione del linguaggio scritto ed orale grazie all'amico a quattro zampe Lemon. Io nasco come logopedista, ma dopo 15 anni ho voluto approfondire i miei studi diventando anche coadiutrice del cane, perché penso che dare un miglior apporto, dare più informazioni, dare più possibilità sia ai bambini che agli adulti per rendere una terapia più efficace sia conveniente per tutti. Con l'intervento del cane durante le attività c'è più motivazione per i bambini a partecipare all'attività o alla terapia in atto, il bambino soprattutto viene coinvolto e ci sono anche tipi di scambi comunicativi diversi e soprattutto non si sentono giudicati. La storia della pet therapy nasce 50 anni fa in America e si spera che prenda piede anche qui in Italia, perché in America è un servizio già convenzionato anche con la ASL, invece qui in Italia è ancora un servizio privato. Io finalmente dopo tanti anni sono riuscita appunto ad aprire il mio centro dove posso svolgere, oltre alla logopedia, gli interventi assistiti con gli animali, soprattutto rispettando le linee guida nazionali che vengono dall'accordo dello Stato-Regioni del 2015, dal Centro di Referenza Nazionale delle Venezie, dove praticamente si stabiliscono dei parametri a tutela degli animali, degli utenti e del terapista che deve effettuare questi interventi assistiti con gli animali. Io vi ringrazio e oggi avrete modo di vedere come vengono come interagiscono la logopedia e la pet therapy sia all'interno di una stanza tradizionale con una terapia tradizionale, sia all'aperto in un campo con appunto l'animale e con altri stimoli. Io lavoro sia con bambini che con adulti e mi occupo sia delle patologie dell'area neuropsicologica, sia delle patologie dell'area foniatrica, sia dei bambini, quindi dell'età evolutiva, che degli adulti. Le patologie più diffuse che tratto maggiormente sono i disturbi specifici del linguaggio, quindi dei bambini piccoli con un ritardo del linguaggio, i disturbi specifici di apprendimento. Appunto questa giornata è stata organizzata in occasione della giornata internazionale dei disturbi specifici dell'apprendimento e della dislessia, che sarà l'8 di ottobre, però noi abbiamo approfittato del weekend, visto che durante le giornate lavorative siamo tutti più impegnati. E altre patologie di cui si occupano le logopediste sono le balbuzie, la deglutizione atipica, le disfonie, quindi problemi di voce, mentre per quanto riguarda gli adulti soprattutto l'afasia, incomprensione in produzione, le disartrie, le disfagie e anche qui le balbuzie e le disfonie. Quindi noi collaboriamo molto sia con i pediatri, ma anche con gli ortodontisti, con i foniatri e con i neurologi. La dottoressa Lombardi ha illustrato ai numerosi presenti le attività che il centro offre, ripercorrendo le tappe che l'hanno portata a fare questa scelta di terapia. Fondamentale il contributo dell'educatore cinofilo Davide Aiello, data la giovane età del cane Lemon. A portare i saluti istituzionali in questa giornata di apertura al pubblico del centro, la presidente della Commissione Sanità del Consiglio della Regione Lazio, Alessia Savo. Un momento importante a cui ho voluto assistere per innanzitutto congratularmi con i professionisti che dopo un attento lavoro e preparazione si pongono a disposizione di coloro che possono giovare di una forma di terapia così importante. Pet therapy e centro rivolto a persone che possono avere delle difficoltà anche dell'aspetto nella sfera del linguaggio, disturbi dell'apprendimento, almeno questo ho letto nella locandina con cui sono stata invitata. Penso che sia un momento importante quindi per la città, che ha un servizio importante in più e in coerenza anche con, devo dire, le nostre anche attività invece prettamente istituzionali, con per esempio la legge che stiamo approvando
che riguarda proprio la formazione di cani guida per non vedenti, quindi davvero un augurio a chi si dedica a tutti i cittadini che possono avere delle difficoltà temporanee, permanenti, e la testimonianza che per far ciò ci vuole tanto amore, tanto cuore, ma anche tanta preparazione, e questo è importante sottolinearlo. Al termine dell'incontro, il Golden Retriever LD Lemon 900 ha fatto una piccola dimostrazione accompagnato dalla dottoressa Dora Lombardi ed a seguire con alcuni giovani ragazzi presenti.